Continuiamo nel nostro percorso sulla fisica, abbiamo visto cosmologia, abbiamo visto finanza, abbiamo visto natura con il volo degli uccelli, abbiamo visto un po' di tutto dappertutto. Questa sera invece vogliamo tornare su una cosa molto, molto vicina, a casa nostra. Infatti il professore Emiliano Ricci, giornalista e scientifico, questa volta non è un professore universitario, ma sono convinta che sarete soddisfattissimi ugualmente, perché è molto bravo, e ci parlerà della fisica, tra virgolette, quotidiana, quella che tutti noi usiamo, riceviamo, sfruttiamo, ma in realtà non ci siamo forse mai posti perché, come, dove, quando e come la usiamo. In particolare faremo una cosa, anzi, vedremo delle nozioni su una cosa che sicuramente tutti noi pratichiamo tutti i giorni, cioè la cucina. A questo punto passo la parola al nostro ospite e vi auguro buon ascolto. Allora ho cercato di limitare un po' l'impatto parlando di un solo ambiente. Come funziona la cosa? Funziona così. Come vi dicevo, io appunto ho pubblicato questo libro e questo libro è strutturato a questa maniera. In realtà io ho preso la casa, l'ho divisa in vari ambienti, la cucina, il bagno, la camera da letto, il soggiorno e così via, e sono andato ad analizzare quali sono le cose che quotidianamente noi facciamo in casa e che hanno un qualche coinvolgimento con le leggi della fisica. La cosa sorprendente è che in realtà qualunque azione noi si faccia, proprio per sua natura, ha un qualche legame con la fisica. Dal momento in cui ci alziamo e c'è la sveglia che suona, e quindi c'è un qualche strumento che misura il tempo, al momento in cui accendiamo la luce, quindi premiamo un interruttore di un circuito elettrico, quindi abbiamo a che fare con le leggi dell'elettromagnetismo, al momento in cui andiamo in bagno, apriamo il rubinetto, abbiamo quindi a che fare con le leggi dell'idrodinamica. Insomma, ogni azione che noi facciamo in casa in realtà è un'azione che ha delle implicazioni in fisica. E questo è un aspetto interessante, perché in realtà quello che noi facciamo quotidianamente, magari inconsapevolmente, magari inconsciamente, è tutta una serie di esperimenti di fisica. Ogni movimento che noi facciamo in casa è in realtà un esperimento di fisica. E io ho cercato in questo libro di raccontare un po' questi esperimenti di fisica del quotidiano, senza come dire, invitare la gente a fare veri e propri esperimenti, ma rendendo consapevoli le persone del fatto che stanno facendo effettivamente della sperimentazione fisica. Per fare la chiacchierata di stasera ho detto limitiamoci a un ambiente che è un ambiente sicuramente conosciuto a tutti, l'ambiente della cucina, e quando si parla della cucina molto spesso viene in mente di parlare, che so, della chimica della cucina, quali sono le molecole, le reazioni chimiche che ci stanno dentro nel processo di cottura, però in realtà anche in cucina abbiamo a che fare con diverse leggi fisiche. E io ho cercato di scegliere alcune degli oggetti e degli strumenti che noi usiamo in cucina per raccontarvi un po' di questa fisica. Ovviamente sono un sottoinsieme molto ristretto di tutto quello che potrebbe essere trattato, perché come vedete io in cucina posso parlare di meccanica parlando delle leve come, che so, le forbici, lo schiaccianoci, potrei parlare di coltelli, potrei parlare appunto delle posate, potrei parlare dei vari processi di cottura. In realtà stasera vi parlerò sostanzialmente di alcuni di questi elementi. Qui vedete, abbiamo a che fare, quando parliamo per esempio della cottura nella pentola a pressione, della dinamica dei fluidi, perché abbiamo a che fare con acqua e aria. Abbiamo a che fare con sempre la dinamica dei fluidi quando parliamo per esempio del caffè, di come si prepara il caffè. Oppure ancora avanti
parlando delle varie sostanze, che sono le salse, la maionese, il miele, la Nutella o cose di questo tipo, sono tutti fluidi che hanno una certa caratteristica fondamentale che prende il nome di viscosità. E noi andremo anche a vedere un po' questa. Poi parleremo un po' di elettromagnetismo parlando del forno a microonde. Il forno a microonde è uno di questi elettrodomestici visti un pochino con inquietudine da diverse persone e stasera cercheremo un po' di sfatare alcuni miti che girano intorno al forno a microonde. Poi avremmo potuto parlare anche di un sacco di cose, di termodinamica, parlando del frigorifero e così via, però vi rendete conto che nel tempo che abbiamo a disposizione non possiamo raccontare tutto questo. Allora, cominciamo subito con uno di questi attrezzi, la pentola a pressione. Non so se qualcuno di voi la usa con abitudine, se qualcuno di voi non l'ha mai vista, però immagino di no, però so che tutti bene o male sappiate come è fatta una pentola a pressione. Beh, la pentola a pressione è un attrezzo, è un utensile da cucina che ha una sua bella storia, perché come vedete è stato inventato dal fisico francese Denis Papin nel 1679 e Denis Papin lo chiamava il digestore. Il motivo lo capite benissimo, no? Però nel brevetto proprio letteralmente sta scritto questo: il qui presente digestore rende digeribile molte quantità di cibi, tra cui le carni più dure. E questo è il brevetto del 1679 di Denis Papin. Su che cosa si basa il funzionamento della pentola a pressione? Si parla un po' appunto a questo punto di fisica, perché si parla di un concetto molto complesso che è la pressione. Bene, tutti voi sapete che se andate in alta montagna, ce le avete anche abbastanza vicine, qua le montagne alte, e vi mettete a cuocere un po' di spaghetti, a bollire un po' di spaghetti, vi rendete conto che per portare la cottura degli spaghetti ci vuole più tempo che se andate invece a livello del mare. Il motivo di questo, probabilmente lo sapete già tranquillamente, è un concetto questo di fisica molto importante, è il fatto che la temperatura di ebollizione dell'acqua dipende dalla pressione della colonna d'aria che ci sta sopra. Quindi se voi siete a livello del mare, la pressione è quella che si dice la pressione atmosferica, e che è la colonna di aria che ci sta proprio sopra la testa. Se andate a 3000 metri, ovviamente vi giocate 3000 metri di colonna d'aria, quindi c'è meno aria sopra la vostra testa. Questo implica che la pressione a 3000 metri è più bassa, la pressione dell'aria è più bassa. Non avevo bisogno di raccontarvelo parlando della pentola a pressione, perché tutti voi quando arrivate a 3000 metri, se vi è capitato, come suppongo, rimanete senza fiato, proprio perché la pressione è molto più bassa. Allora, che cosa succede? Succede che per cuocere gli spaghetti ci vuole molto più tempo, a meno che non si abbia per l'appunto la pentola a pressione. La pentola a pressione fa questo, praticamente costringe l'aria e il vapor d'acqua che esce dall'acqua in ebollizione all'interno della pentola in un volume chiuso, e questo fa sì che la pressione all'interno di questo volume chiuso aumenti e quindi si possano raggiungere temperature più alte. Tipicamente all'interno della pentola a pressione si possono raggiungere temperature anche di 110-120 gradi, quindi in realtà con la pentola a pressione possiamo cuocere degli alimenti anche in tempi ridotti rispetto a quelli tradizionali della cottura a pressione atmosferica. Per esempio, tanto per citarvi per l'appunto la questione dei 3000 metri, come vedete a 3000 metri l'acqua bolle a 90 gradi, mentre tutti voi sapete che l'acqua bolle a 100 gradi. Manca ovviamente il concetto fondamentale: l'acqua bolle a 100 gradi alla pressione di un'atmosfera. Se voi arrivate a 3000 metri la pressione è più bassa e quindi la temperatura di ebollizione
è automaticamente più bassa. Qua vedete un grafico che vi fa vedere come diminuisce la pressione all'aumentare della quota. Questa qui è la pressione di un'atmosfera a livello del mare e questa qua è come diminuisce via via che ci alziamo di quota. Come vedete praticamente alla fine della troposfera, quindi a un'altezza di 12 km, una quota di 12-13 km dalla superficie terrestre, la pressione atmosferica è ridotta di un quinto. Qui siamo a 1000 millibar e qua siamo a 200 millibar. Questo ovviamente vi spiega anche perché, per esempio, le cabine degli aerei siano pressurizzate, ma vi spiega anche perché le cabine degli aerei, pur essendo pressurizzate, non sono pressurizzate come se la pressione fosse quella atmosferica. Qualcuno di voi ha mai preso o ha mai tirato fuori dalla borsa una bustina di patatine comprata a un duty free e tirata fuori in aereo? Se qualcuno di voi l'ha fatto, si sarà accorto che tirando fuori questa bustina di patatine, la bustina di patatine è bella gonfia. Qualcuno di voi l'ha sperimentata questa cosa? Beh, perché la bustina di patatine è gonfia? Perché la bustina di patatine è stata preparata a livello del mare, quindi a pressione atmosferica. Però quando siete dentro l'aereo, la pressione dentro l'aereo è un po' più bassa rispetto alla pressione atmosferica, quindi la busta di patatine che dentro ha dell'aria a pressione atmosferica si gonfia come se fosse un palloncino. Questa osservazione qua, questo grafico, vi fa anche capire qual è la sorte, tristissima devo dire, dei palloncini che vengono persi dai bimbi. Perché il palloncino che viene perso da un bimbo, che è bello allegro, che se lo compra al Luna Park, se gli scappa di mano, il palloncino ovviamente è gonfio perché è stato gonfiato a pressione atmosferica, con un gas particolare che è l'elio, che è più leggero e quindi galleggia nell'aria. Se lo perde, che succede? Arriva a una certa quota, vedete, poi a un certo punto la gomma del palloncino non sopporta più la differenza che c'è tra la pressione interna e la pressione esterna e quindi a quel punto scoppia. E questo è il motivo per cui, diciamo, i palloncini sono irrecuperabili. Bene, il principio di funzionamento della pentola a pressione è sostanzialmente questo. Voi mettete in ebollizione l'acqua. Quando l'acqua entra in ebollizione, questo è un processo che si chiama trasformazione di stato, il passaggio dal liquido al vapore. Il processo di ebollizione si attua a temperatura costante, quindi quando voi vedete l'acqua che bolle nella pentola, voi sapete che la temperatura dell'acqua che bolle è fissa. Se siete a pressione atmosferica è sempre 100 gradi, se siete a pressioni diverse sarà un po' più alta o un po' più bassa. Quello che succede è che nel processo di ebollizione un po' dell'acqua liquida si trasforma in vapore ed è quel fumo bianco che voi vedete sopra la pentola, ovviamente. Se la pentola è di quelle normali, quindi non ha pressione, questo vapore acqueo prende e se ne va via. Ve ne rendete conto voi tranquillamente riscaldando l'acqua in pentola. Se però voi chiudete in maniera ermetica la pentola, il vapore d'acqua che esce dalla pentola, dall'acqua liquida, invece di andarsene via rimane intrappolato all'interno della pentola. Però il volume è un volume chiuso e quindi via via che io immetto vapore in questo volume chiuso aumento necessariamente la pressione all'interno di questo volume di aria. È un po' come se io stessi a soffiare dentro la pompa di una bicicletta. Quando io soffio, se tappo la pompa da una estremità e provo a pompare dentro, quello che succede è che io praticamente aumento la pressione comprimendo la pompa.